sono un sommelier, mi dedico soprattutto a divulgare il buon bere, organizzando dei corsi di vino per appassionati, e insieme a Chiara abbiamo deciso appunto di aggiungere a queste attività che lei fa di esportazione, io di divulgazione, di esaltare un po' quello che abbiamo di bello in regione, perché abbiamo una regione ricca di tante opportunità, poco conosciute talvolta, di produttori di salumi, di formaggi e di tanti altri prodotti di gastronomia, dolci, salati e quant'altro, e soprattutto di vini. E pertanto il nostro obiettivo è andare proprio alla ricerca di queste peculiarità per metterle un po' in risalto, e questi eventi permettono appunto di mettere a disposizione un po' di una platea un po' ampia tanti piccoli produttori per fare delle degustazioni ad hoc e quindi creare visibilità ai piccoli produttori, esaltarne le loro capacità, insomma, questo è un po'. Ecco, se posso fare una domanda riassuntiva, dato che comunque sei proprio tu che hai, insomma, scelto queste 22 ditte, se magari ci fai un piccolo resoconto. Allora sì, le ho scelte insieme a Chiara, è stata una lunga ricerca perché l'intento proprio era andare a cercare aziende, diciamo quelle poco note. Allora in questo caso sono state invitate anche aziende note per la maggiore, insomma, però abbiamo unito anche dei piccoli produttori che assolutamente hanno dei prodotti eccellenti, e infatti stasera durante la degustazione ho avuto anche proprio il riscontro pratico di tanti degustatori, anche gente esperta, che ha, come dire, esaltato o comunque valorizzato quello che era la mia scelta, insomma, ecco, quindi è stata proprio una ricerca, una lunga ricerca, perché ci abbiamo impiegato parecchio tempo a fare questa ricerca, perché talvolta sono veramente sconosciuti e anche difficili da ricercare, perché hanno poi dei mercati locali. Esatto. E si limitano proprio ai mercati locali, ma che non è giusto, nel senso che dovrebbero essere, come dire, disponibili a una platea più ampia. Certo, insomma, questa degustazione così serve anche per fare un riscontro di marketing, insomma, con del pubblico diverso, e portare a conoscenza magari la produzione di un'altra parte della regione che magari normalmente non viene fatta, e quindi dare quelle possibilità in più di gustare e, insomma, apprezzare questo cibo, no? Che Esatto. È proprio di dargli una visibilità e anche riconoscerli, perché no? Perché magari non frequentano o non frequentano fiere del gusto, e quindi perché anzi hanno veramente accolto di buon grado l'invito a venire, quindi si vede proprio la voglia da parte di questi piccoli produttori di emergere, di farsi conoscere, ma anche perché il prodotto è un prodotto eccellente. E volevo anche aggiungere che dobbiamo ringraziare entrambe i proprietari qui del resort di Mariutte per la loro sempre disponibilità, enorme disponibilità che ci hanno dato nell'organizzare l'evento e nel collaborare anche con noi in questo periodo, quindi veramente sì, assolutamente. Aggiungo che io e Chiara questo progetto che è nato qui là di Mariutte, dove io peraltro tengo dei corsi di vino, vorremmo potenzialmente anche esportarli in altre aree della regione. Siamo disponibili ad organizzare eventi di questa natura anche presso altre location, che possono essere ristoratori piuttosto che aziende vinicole, o perché no, anche tante ville antiche che abbiamo in regione che meriterebbero anch'esse messe, come dire, un po' messe in evidenza, no? Certo. Bene, bravi, complimenti, e aspettiamo il prossimo evento. Assolutamente. Grazie. Grazie a voi. Alla prossima. Grazie.